Eccola qua, la vedete, l'attrice da anni si occupa di chi è costretto a fuggire a causa di guerre, carestie e crisi umanitarie. E l'offensiva militare diventa anche una guerra ai colori simbolo dell'Ucraina, il giallo e l'azzurro. In Russia ridipinte scuole e asili, staccionate e marciapiedi per associazione indesiderata, persone arrestate per un paio di scarpe o una manicure sbagliata. Mania Venturini. Il lancio di un razzo dal cosmodromo di Pletievsk la scorsa notte in Russia, una missione semisegreta, pochi dettagli, ma spicca la Z che giganteggia sul corpo del vettore, il simbolo dell'operazione speciale del Cremlino per denazificare l'Ucraina. Pare la risposta di Putin agli astronauti russi che pochi giorni dopo l'invasione erano entrati nella Stazione Spaziale Internazionale indossando i colori della bandiera ucraina. Un caso, avevano detto loro, a volte giallo e blu sono solo colori, aveva precisato l'Agenzia Spaziale Russa, ma tant'è, da allora l'abbinamento è un tabù in Russia, mentre la Z è ovunque. Ne sa qualcosa l'interprete di Yalta in Crimea, denunciata da un cliente per una manicure sospetta. Arrestata, interrogata per ore, ha convinto gli agenti dell'ex KGB che si è trattato solo di una scelta di stile. Multa di 10.000 rubli a un moscovita che passeggiava con queste scarpe da ginnastica sospette. La moda è lo specchio della storia, diceva il Re Sole, ma nel mirino di Mosca finiscono anche i seggiolini di uno stadio di Yakutsk in Siberia, i giochi di un parchetto di Mosca. Dalla facciata dello stadio di Stradivopol è scomparso il murale dell'elefante che passeggiava tra grano giallo e cielo azzurro, rimpiazzato da una grande Z e la scritta "Non abbandoniamo i nostri eroi". Filo diretto tra Parigi e Kiev, il presidente...